Simon, hopp! Opbouwen, get over here! Hop. Al secondo giro, tutti ancora un giro alla fine, Campanella, Fugiani, Valchese, anche tutti, toccato il gioco Alzheimer, ecco qua, sempre Meno, Simon Meno, poi Gettu e poi Berlusconi, ecco qua, Luciano, si dà un po' per il perdere, vogliono il passaggio. E dopo qua Alessandro Larca, prima delle donne, eccola qua. Prima delle donne, guardate, studio categoria ieri, proprio della eccolo qua. Eccola qua, Annalena Orso. Vediamo Messner, Heidi Messner qui al transito, ma ormai stava entrando insieme a Heidi Messner, buona sale, partendo da Verena Stefani, Peta Paisiano, Nera Mauro, quindi con questi la fretta solo Campanella completo, dopo il Linda Calma. Vai bene! Dai bene, vai! Ancora ricordo la parte, poi andiamo al transito. Paoli, Bertolotti, Bertolla. Tutto sono gli archi che transito non può giuro che pensare bene. Allora, stavo che dicono Gignore, pensare bene. Allora, gran finale per la gara allieve ed è non una sorpresa ma un grandissimo finale, numero 348, Simon Maier che era meglio su Fugiani.
che arriva adesso un po' sulle ginocchia, seconda posizione difesa con tranquillità da Fugiani Valchiese, ed eccoli qua, Torgole, gran finale, Massimo Torgole, ultimo giro al vetriolo, terzo classificato per la quarta Verdesoni, dato mezzo influenzato, anticipa i due del Leuferein che vanno a vincere sicuramente come sodalizio i campionati di società regionali e alla grande vanno a vincerlo tra l'altro. E allora vediamo ancora il traguardo Anesi per la Clarina, eccolo qua all'arrivo. Atletica Trento, ancora all'arrivo un'altra atleta del Südtirol, Paul Kelderer all'arrivo, vittoria individuale con Mai, ma anche grande arrivo come squadra per Leuferein che ha dominato. Ed eccolo qua Mirko Tomani, terzo dell'Atletica Trento, Tigua Anesi secondo della Clarina ai campionati di società. Eccolo qua Menguzzato, il secondo della Valsugana, se non abbiamo visto errato. Ed applausi per Alessandra Larch, la prima delle junior, una faccia stravolta per Alessandra che oggi ha dovuto correre con i maschietti e quindi l'hanno fatta sudare un po'. E dovrebbe essere Annalena Hofer all'arrivo, ed eccola qui, numero 2 di nome e di fatto, eccola qua. Adesso vedremo arrivare poi anche le altre, soprattutto anche le junior e le allieve, ovviamente. E per la terza posizione, gran volata tra la Messner e la numero 39 Verena Stefani, che ha la meglio sul Messner. E poi ancora però arrivi, e allora vediamo ancora allievi al traguardo e vediamo per la posizione Frick e Paisana assieme, la prima delle allieve Linda Palumbo, eccola qua all'arrivo ancora il numero 342 e Ansaloni Daniele del Südtirol, e terza Alice Fitti, Atletica Trento. Ovviamente eccola qua, troviamo Nicole Menapace e lei la quarta allieva al traguardo. Ed eccola qua Paoli, Denise Paoli, ancora per la Val di Non, dovrebbe essere la favorita per quanto riguarda la gara Val di Non del Sole. All'arrivo Desiree Bortolotti, la junior, eccola qua Bertolla all'arrivo, la vediamo in lontananza, dovrebbe essere a casa il terzo titolo se non andiamo errato. Adesso poi vedremo anche le classifiche, uno all'Atletica Trento, uno anche alla Bibiteno ovviamente, e di 2015, poi vedremo anche le seconde e terze posizioni, ma intanto i titoli dovrebbero essere questi, diciamo veramente in maniera ufficiosa, non siamo ancora certi insomma ovviamente, però via Dio, dovrebbe essere questa la matematica. Intanto chiamiamo la partenza alle prossime gare, e le prossime gare ovviamente la gara delle cadette e poi i cadetti, però intanto le cadette alla spunta perché sono loro la prossima gara in partenza.